a questa splendida serata conclusiva di Irmãos Fratelli. Sarà un appuntamento ricco di emozioni e di momenti significativi che abbiamo il piacere di condividere con le autorità e con gli amici di Criciúma, collegati con noi in diretta, ai quali rivolgiamo un caloroso saluto. Prima di entrare nel vivo del programma, ho l'onore di invitare sul palco la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Baliana, per un saluto istituzionale. Ora traduco per il Brasile quello che ho appena segnato. Boa noite e bem-vindos a esta maravilhosa noite e encerramento do Irmãos Fratelli. Será um encontro repleto de emoções e momentos significativos que temos o prazer de compartilhar com as autoridades e com os amigos de Criciúma. Conectados conosco ao vivo, aos quais enviamos uma calorosa saudação. Antes de entrarmos no coração do programa, tenho a honra de convidar ao palco aqui presente a prefeita de Vittorio Veneto, Mirella Baliana, para uma saudação institucional. A parola. Grazie Cristina. Innanzitutto io rivolgo un benvenuti a tutti voi che siete in sala questa sera qui con noi. Saluto le autorità presenti, saluto tutti i consiglieri comunali, gli assessori. Permettetemi un caloroso saluto al nostro già sindaco Antonio Della Libera che è qui con noi questa sera e grazie veramente di essere qua. Oggi mi sono portata il foglietto perché non devo dimenticarmi soprattutto i ringraziamenti. Voglio fare un straordinario ringraziamento e un saluto a tutte le autorità e gli amici collegati da Criciúma. Veramente a voi va un mio caloroso saluto e grazie di questa opportunità. Le tecnologie fanno miracoli oggigiorno e quindi è bellissimo potervi parlare direttamente qua dal Teatro da Ponte. Come voi sapete, quasi tutti, quest'anno ricorre il centenario della municipalità, della fondazione appunto della municipalità di Criciúma, i 100 anni, e quindi gli amici di Criciúma ci hanno chiesto di coltivare, di continuare quello che è stato il gemellaggio che è iniziato nel 2000 nel nostro comune con appunto la città di Criciúma, e abbiamo colto questa occasione per rivitalizzarlo un attimo, e quindi abbiamo iniziato a coltivare insomma degli eventi che si sono sviluppati in questi mesi e mezzo, e abbiamo dedicato a Criciúma una bellissima mostra con il tema naturalmente l'emigrazione veneta in quello che è in tutto il mondo, a dire la verità. Questo è venuto grazie al centro studi al centro studi appunto di Centro Studi Grandi Migrazioni, che è questo istituto che analizza, raccoglie tutte le fonti insomma di quella che è stata la grande migrazione della fine dell'Ottocento in tutto il mondo. Dopodiché abbiamo fatto in contemporanea anche delle iniziative, degli eventi, delle serate dedicate al tema, ripeto, delle migrazioni, ma anche delle migrazioni in generale. Come sappiamo, l'uomo è sempre in cammino e ne abbiamo dimostrazione anche ai giorni nostri, quindi continuano il fenomeno di migrazione, non si ferma, vuoi per cause naturali, vuoi per cause economiche, ambientali, e quindi abbiamo toccato anche questo tema, non da ultimo la grande emigrazione che abbiamo tutt'oggi dei nostri ragazzi giovani che vanno in Europa o in America o altrove nel mondo per lavorare, per studiare, e anche qui siamo di fronte a veramente un fenomeno di massa di emigrazione, forse la quarta grande emigrazione della regione Veneto in questo momento. Anche questo è un tema che abbiamo attenzionato. Detto questo, finiamo questa sera con una bella iniziativa. Io voglio innanzitutto ringraziare soprattutto i cori che si esibiranno fra poco, che sono appunto i ragazzi giovani del Sing Over Sound, il coro Anna di Vittorio Veneto, il coro Col di Lana, il coro Anno Mesulano e gli Sconcertati. A loro va veramente un ringraziamento di cuore perché insomma si sono resi disponibili in questo ulteriore tappa di gemellaggio. Tra l'altro ricordiamo insomma che i cori anche all'epoca negli anni 2000 appunto i cori alpini nostri dell'ANA andarono in Brasile
per appunto andarono a Crociúma, e ricordo e ringrazio anche il collettivo di ricerca teatrale. Anche loro i primi 10 anni dal 2000 al 2010 andarono ben 4-5 volte in Brasile, ce l'hanno raccontato l'altra sera, e portando degli spettacoli, insomma Drio La Stella o altri spettacoli che presero il cuore dei nostri amici veneti, insomma, oltreoceano. Io mi fermo qua per ora. Voglio ringraziare naturalmente le 2 associazioni che curano forse quello che è i rapporti e che hanno a cuore quella che è, ripeto, i nostri connazionali che viaggiano in tutto il mondo, che è l'Associazione Trevigiani nel Mondo, qui rappresentata questa sera dal presidente Franco Conte, che poi inviterò sul palco, e l'Associazione Bellunesi nel Mondo, anche loro molto attivi. Con loro continueremo questo percorso che, appunto, ripeto, non si ferma in questa serata, ma avremo intenzione di portarlo avanti nei prossimi anni. Un ringraziamento anche a Ottone Studio che ci ha seguito in questa fase, e anche la Tenda TV che è sempre presente, è riuscita appunto a fare questo collegamento in streaming, e quindi a loro va il nostro ringraziamento. Ora a voi amici e fratelli di Criciúma, di nuovo un grosso saluto. Ci rivedremo dopo, alla fine del concerto dei 5 cori, che vedrete saranno spettacolari. Quindi a dopo, grazie. Grazie Sindaca per queste belle parole. Adesso faccio una piccola traduzione dei ringraziamenti che appena la Sindaca ha parlato al Brasile. Dunque, queridos amigos e queridas amigas de Criciúma, abraço da parte de Mirella Baliana, prefeita de Vitório Veneto, sua cidade irmã. Toda a nossa comunidade de Vitório se une para celebrar o centenário da municipalidade de vocês. Aproveitamos essa ocasião para aprofundar os laços entre as 2 cidades. Estamos certos de que, nos próximos anos, existirão condições para fortalecer a fraternidade e a amizade, bem como para desenvolver projetos de cooperação cultural, econômica entre Vitório Veneto e Criciúma. Criciúma é uma cidade grande e próspera em um país tão vasto, importante e em crescimento como o Brasil. Criciúma surgiu no estado de Santa Catarina, que recebeu muitos imigrantes vindo do território de Vitório Veneto. É nosso dever manter firme o vínculo que nos une, em memória daqueles que tiveram de enfrentar tantos sacrifícios e renúncias, deixando muitas vezes para sempre seus entes queridos em suas terras para construir uma nova pátria. Escolhemos celebrar o centenário da emancipação político-administrativa de Criciúma com um rico calendário de iniciativas muito apreciadas. Uma exposição organizada pelo Centro de Estudos Grandes Imigrações, 3 conferências. Aproveitamos para refletir sobre o que significa imigrar, sobre a importância do diálogo entre culturas e costuras em constante movimento. O intercâmbio em Criciúma é, para nós, uma fonte de crescimento e reflexão. Encerramos esse projeto com essa maravilhosa noite musical, celebrando nossas tradições comuns. Um agradecimento especial aos coros presentes aqui. Sing Over Sound, Coro Ana Vitório Veneto, Coro Col di Lana, Coro Ana Mesulano, Gli Sconcertati. Obrigado ao Centro de Estudos Grandes Imigrações, às associações Trevigiana e Bellunesi nel Mondo, ao coletivo de pesquisa teatral, às autoridades e associações presentes, a todos os muitos cidadãos de Vitório Veneto reunidos aqui esta noite para desejar feliz aniversário à cidade de Criciúma. Vitório ama muitos nossos irmãos fraternos de Criciúma e envia a todos um grande abraço. Lascio ora la parola a Criciúma per un saluto. Agora tenho a alegria de passar a palavra a Criciúma para que nos envie sua saudação e compartilhe esse momento especial conosco. Senhoras e senhores, boa tarde.
O governo de Criciúma, por meio da Fundação Cultural e a Prefeitura de Vitório Vêneto, tem a honra de realizar este encontro simbólico entre Brasil e Itália para celebrar os 25 anos de Gemellaggio entre Criciúma e Vitório Vêneto, em um momento muito especial, o ano do centenário de emancipação político-administrativa da nossa cidade. Essa solenidade vai unir história, cultura e emoção de forma simultânea com a cidade italiana de Vitório Vêneto, conectando dois povos que há décadas compartilham laços de origem. A transmissão ao vivo diretamente da Itália reforça essa ponte que atravessa fronteiras. E para dar sequência, senhoras e senhores, gostaríamos de destacar a presença das seguintes autoridades aqui no Paço Municipal. O vice-prefeito de Criciúma, Salésio Lima. Aplausos, por gentileza. Também presente o deputado estadual Rodrigo Minotto. O presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Márcio Darós da Luz. A presidente da Fundação Cultural de Criciúma e vice-presidente da Comissão do Centenário de Emancipação Político-Administrativa de Criciúma, Cristiane Uliana Zappellini. Registramos e agradecemos também a presença do secretário de Saúde de Criciúma, David de Freitas Floriano, Franco Gentili, representante da Associação Nacional dos Alpinos, Jusemar Rampinelli, ele que é presidente do Círculo Bergamasco. Ângelo Natal Périco, presidente da Associação Cultural de Amigos de Forno de Isoldo, Rio Jordão, Beluno. Paulo Goulart, representante da Associação Belunese. Giuliano Fraceto, representante do Grupo de Encenação Monte Castelo. E também Silvano Giordano Titus, ele que é italiano da cidade de Val di Isoldo. Aplausos, por gentileza, essas presenças ilustres na nossa tarde especial aqui no Paço Municipal. Senhoras e senhores, celebrar o Gemellaggio é celebrar a trajetória de famílias que cruzaram o oceano em busca de novas oportunidades e que contribuíram profundamente para construir a Criciúma que conhecemos hoje. É revisitar histórias que moldaram nossa identidade, honrando antepassados que deixaram marcas eternas na cultura, na economia e na formação social da cidade. Então, neste instante, vamos ouvir as saudações das nossas autoridades e convidamos para fazer uso da palavra o vice-prefeito de Criciúma, Salésio Lima. Uma boa tarde a todos e a todas. Excelentíssima senhora prefeita de Vitório Vêneto, senhora Mirella Baliana, receba minha saudação especial e, por meio de sua pessoa, estendo nossos cumprimentos a todas as autoridades italianas que hoje nos prestigiam diretamente de Vitório Vêneto. Saúdo também, com igual respeito e consideração, as autoridades que compõem nessa tarde, aqui no Paço Municipal, que já devidamente foram citadas, a Fundação Cultural, as entidades italianas, das associações culturais e de todas as instituições que fortalecem esse laço histórico. A presença de cada um de vocês demonstra a força e o prestígio deste momento. Com grande honra, o governo de Criciúma, por meio da Fundação Cultural, recebe as autoridades, convidados, representantes das entidades culturais de toda a comunidade para celebrarmos a histórica. Hoje, reafirmamos com profundo respeito e admiração os 25 anos de Gemellaggio entre Criciúma e Vitório Vêneto. Um pacto de amizade internacional que expressa, em essência, os laços humanos, culturais, econômicos que nos unem às nossas cidades. Esta relação, formalizada no ano de 2000,
tem raízes muito anteriores, firmadas na bravura dos imigrantes italianos que aqui encontraram um novo lar e contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento social, cultural, econômico da cidade de Criciúma. Seus valores, tradições e visão de futuro tornaram-se parte da identidade do nosso povo. Neste ano que celebramos o centenário de emancipação político-administrativo de Criciúma, é motivo de orgulho dividir esse marco com Vitório Vêneto, cidade que compartilha conosco origem, memória, propósitos, e esta é uma ocasião para honrar o passado, igualmente reafirmar compromissos de cooperação para o futuro. Registro uma saudação especial aos nossos irmãos italianos que nos acompanham ao vivo, diretamente do Teatro Comunale Lorenzo da Ponte. A tecnologia aproxima, encurta distâncias e representa hoje um instrumento fundamental para fortalecer ainda mais nossas relações institucionais. Ao longo deste ano, do centenário, diversas ações celebram e valorizaram a herança italiana, presente em nossas famílias, em nossa culinária, no trabalho, nas tradições locais, e entre elas destacamos a Festa da Imigração, Festa della Immigrazione, que reuniu milhares de descendentes e reforçou o legado daqueles que construíram Criciúma com esforço, com fé e com esperança. Com iniciativas como essa, e também por meio da perseveração, da memória e da pesquisa histórica, do intercâmbio cultural, seguimos aprofundando o diálogo permanente entre nossas comunidades. A Irmandade entre Criciúma e Vitório Vêneto é um modelo de cooperação que buscamos ampliar e fortalecer cada vez mais. Parcerias nas áreas de educação, cultura, patrimônio. Iniciativas estratégicas no turismo, no desenvolvimento econômico. Ações que aproximem e integrem as novas gerações. Reiteramos, assim, nosso compromisso com uma diplomacia ativa, que valoriza o passado comum e se projeta em direção de novas oportunidades compartilhadas. Agradeço a presença das autoridades brasileiras, italianas, das instituições que mantêm viva essa relação e de todos os cidadãos que constroem diariamente essa amizade duradoura. Que Criciúma e Vitório Vêneto sigam sendo exemplo de cooperação, respeito, fraternidade entre as nações. Brasil e Itália, Criciúma e Vitório Vêneto, parceria que se fortalece, irmãos, para sempre. Muito obrigado. Ringraziamo per queste belle parole. A Criciúma in questi giorni in corso il Festival delle Colorità. Anche il nostro territorio vende numerosi cori di grande talento. Di questa sera avremo il piacere di ascoltare alcuni. Inizieremo il concerto con il giovanissimo Sing Over Sound, per poi lasciarci emozionare dai canti della tradizione proposti dai cori Alpiniana, Cordilana e Mesulano. Concluderemo quindi con l'energia travolgente degli sconcertati, ma prima di iniziare con le esibizioni abbiamo per voi una sorpresa che arriva direttamente dal Brasile.
Muito obrigada por essas palavras, são bonitas e cheias de sentimento. Em Criciúma, nesses dias, será acontecendo o Festival da Escolaridade. Nosso território também conta com diversos coros de grandes talentos. E essa noite teremos o prazer de ouvir alguns deles. Iniciaremos o concerto com os jovens Sing Over Sound, para depois nos emocionarmos com os cantos de tradição apresentados pelos coros Alpine, Ana, de Cordilana e Mesulano. Concluiremos com a energia contagiante de Desconcertate. Mas antes de começarmos as apresentações, temos para vocês uma surpresa que chega diretamente do Brasil. Antes de tudo, agradecemos as palavras antecipadamente e passo a palavra à sindaca Mirella para agradecimentos. Adesso abbiamo una scaletta, ho perso la scaletta, scusate. E chi abbiamo adesso? No, perché... un video, perfetto. Allora, dai, l'introduzione la faccio io, grazie. Adesso abbiamo un video che ci arriva direttamente da Criciúma e che io ho anche già visto. E no, non abbiamo il video, mi dicono dalla regia, no. È la sorpresa dopo. E adesso cosa facciamo? Sì. Adesso c'è il sindaco, prego. Olá, amigos de Vitório Vêneto, nossa querida cidade irmã, e um abraço muito especial aos criciumenses que nos acompanham aqui neste momento. Olha, mesmo que hoje a gente esteja se encontrando aqui pela tela, pela videoconferência, o sentimento é forte e é real. É uma alegria poder falar com vocês, prefeita Mirella Baliana e toda a sua equipe. Sintam-se abraçados por Criciúma. Nosso gemelágio, ainda firmado lá em 2000, é um laço de afeto, cultura e respeito que nos une e une nossos povos. E que honra a história das famílias que cruzaram o oceano e ajudaram a construir a nossa Criciúma. Foram essas famílias, vindas da região do Vêneto, inclusive de Vitório Vêneto, que moldaram nossa identidade, nossa cultura e os valores que nos guiam até hoje. Nestes anos todos, o gemelágio nos permitiu trocar experiência, estreitar laços entre estudantes, escolas, associações e famílias. Para nós de Criciúma, é motivo de muito orgulho fazer parte desta história. Esse laço representa também o futuro que queremos com parcerias sólidas, crescimento conjunto e respeito mútuo. Prefeita Mirella, em nome de Criciúma, receba o nosso mais sincero agradecimento. Mesmo longe, fisicamente, estamos juntos de coração e sempre com as portas abertas para vocês. Muito obrigado, um fraterno abraço. Grazie. Grazie. Adesso abbiamo il video, quello grande, quel bel video che abbiamo, sì, ok, perfetto. Adesso allora il sindaco è il sindaco di una città, appunto Criciúma, che ha 200.000 abitanti, quindi molto più grande di Vittorio Veneto. Adesso appunto vedremo da questo video che ci hanno regalato che bella città è Criciúma. Prego. È nata bambina e oggi è una donna città. Centenario. A Criciúma il futuro è movimento, è avanti rispetto ai suoi tempi. Affrontare il futuro. Dalla cima del Mirante si può vedere un nuovo orizzonte di traguardi. Oltre il 92% dell'area urbana è asfaltata. Guarda, è la via Luis Lazzarini, totalmente rinvigorita. Maggiore agilità, sicurezza e accessibilità. L'autorità del traffico coordina già la mobilità urbana, con più agenti sulle strade, integrato con il centro semafori e presto con la recinzione digitale, che garantirà risposte rapide e protezione 24 ore su 24. E sulla Collina del Cielo, la nuova base della difesa civile si sta preparando a diventare un centro di sicurezza e innovazione. È il futuro che integra tecnologia, protezione e intelligenza urbana. Chi ama si prende cura. E a Criciúma questa cura è contagiosa. Con uno studio itinerante, il governo si rivolge ai quartieri ascoltando, accogliendo. Il Criciúma è fatto di persone per persone. Il progetto Città Autistica è già una pietra miliare. Inclusione, rispetto e dignità di ogni dettaglio. Nell'istruzione stiamo costruendo il futuro. Nuove scuole, asili nido moderni e spazi che rivoluzionano il metodo di insegnamento delle generazioni future.
è imparare in pratica, stimolare il ragionamento logico nelle lezioni di robotica e nelle Stance Makers imprenditorialità a scuola. Prepararsi al mercato 4.0. Esperienze internazionali che ampliano la conoscenza e portano a risultati. In ambito sanitario, l'assistenza è una priorità. Abbiamo investito per ridurre le code per gli esami di media e alta complessità. Ed ecco 8 nuove unità sanitarie di base. In Criciúma ci prendiamo cura della salute fisica, emotiva e sociale. E la cura si estende anche ai nostri amici pelosi. Il fulcro del benessere degli animali sono i salvataggi, le sterilizzazioni e la promozione dell'adozione responsabile. De que planeta você é? Eu faço o que você quiser em troca do teu amor. A Criciúma nessuno è invisibile. C'è sempre un'opportunità per ricominciare e le mani che accolgono guidano anche. Attraverso il centro di impiego inizia una nuova vita. Siamo la città delle opportunità e anche dei sogni realizzati. Abbiamo raggiunto un record nell'apertura di nuove aziende. È il cittadino che si rimbocca le maniche e fa sì che le cose accadano. Parlando di sogni realizzati, coloro che hanno fatto tanto per la nostra città meritano ancora di più. Per questo motivo saranno progettati 3 nuovi centri per la vita per anziani. Nel Parco d'Annassoes, l'attuale CCT si sta preparando a ottenere un'area di acqua gym. È un rialzo in più nella qualità della vita. È un riconoscimento sotto forma di benessere. E il futuro, Criciúma lo affronta, lo pianifica ed lo mette in atto. Sulla piattaforma Criciúma Mais ci sono più di 260 progetti strategici che guidano lo sviluppo della città. Abbiamo costruito una città più forte, umana e trasparente, con una gestione riconosciuta a livello nazionale come esempio di efficienza, innovazione e trasparenza. Una motivazione che ci fa accelerare ancora di più nella ricerca di nuove attrezzature turistiche e attrazioni per eventi importanti. Siamo già la terra della STU National, delle esposizioni internazionali di pallavolo brasiliano, sfide internazionali di tennis e maratone, che riuniscono appassionati di corsa stradale e atleti da tutto il paese. L'innovazione. Anche Criciúma la fa, un pioniere in tutti i sensi. Abbiamo la più grande flotta di auto elettriche del paese. Innovazione e sostenibilità. E Leonardo da Vinci. Centro Affari attirerà innovazione, ma con investimenti per continuare a trasformare il futuro. Ma la qualità di vita che vive oggi il cittadino criciumense nella capitale dei parchi urbani di Santa Catarina. Ci sono 5 grandi parchi che trasformano la vita familiare. Il delle Nazioni, Immigrati, il Municipio, l'Astronomico, il parco più nuovo, Parco Santa Luzia. E non si ferma qui. Presto arriverà il Parque da Quartalina. Possiamo continuare a parlare dei differenziali di Criciúma a lungo. L'hai già notato, vero? Siamo più di una città. Siamo casa, siamo tradizione, siamo realizzazione. E nell'anno del centenario abbiamo raggiunto ancora di più questa unione, in cui Criciúma costruisce il presente con coraggio e prepara il domani con passione. Criciúma, guardare il futuro. Bene, allora cosa dire? Che Criciúma è una città cosmopolita e dobbiamo essere orgogliosi che insomma anche una parte di Veneto e anche una parte di noi, i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno contribuito a rendere Criciúma quello che è adesso. Naturalmente raccoglieremo le opportunità che questo gemellaggio ci offre e possiamo magari portare anche delle positività da Criciúma a Vittorio Veneto e viceversa da Vittorio Veneto a Criciúma. Ecco. E ora Brasile ci aspetta ancora una sorpresa.
Criciúma, affrontare il futuro. Cosa dire? È davvero emozionante, mi trovo senza parole. Medesimarmi a queste persone che sono andate nell'Ottocento, creare questa situazione, questa bellissima città di 200.000 persone, è iniziato da uno a uno di questi migranti. Io sono immigrante, perciò mi medesimo alla situazione, guardando questo trenino, questa gente che sta lì di quella epoca. È bellissimo vedere e traducendo le parole della sindaca di prima, che è orgogliosa di questa situazione, è orgogliosa di questo lavoro che i nostri fratelli, i nostri irmãos territoriali, che fizeram essa belíssima grande cidade, esse empenho e criou esse território maravilhoso. Então, o que dizer? Eu sou muito emocionada por essa surpresa que o Brasil nos mandou, esse vídeo maravilhoso, de mostrar essa história linda de imigração dos 800, começando de um por um que viajaram daqui do território e formaram essa linda cidade de 200.000 habitantes, criando essa metrópole. A síndica era também muito orgulhosa dessa situação de ver essa cidade maravilhosa depois de anos e anos de luta, de trabalho e dessa grandíssima imigração. Só temos que agradecer orgulhosamente. Agora, então, para continuar com essa belíssima serata, chamamos aqui no palco o jovaníssimo Singer Oral Sound.
vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Tempo nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono 1000 lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un po' contenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come pirati. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. Perché mi perderei se dovessi È la notte dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano la luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. È la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidar di stelle ganeotte che invitano a volersi amare. Se la luna sta a guardare, non lasciarti affascinar, non ti fidar.
mi porta a spasso tutti i venerdì. Giunti nel parco dove c'è il laghetto, lui comincia a stringermi e a baciarmi con passione. Ma quando siete sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardar di sotto, spera sempre che tu cada giù. Però mi vuole bene, Tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene. bene d'amore. La 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 la. Nel nostro nido noi viviamo felici, lui mi corteggia come il primo dì, sempre gentile, sempre innamorato, lui continua a stringermi e a baciarmi con passione. Ma se ti lascia sola in casa, il tuo tesoro, vuoi saper che fa? Dopo aver chiuso tutte le finestre, in cucina lascia aperto il gas. Però mi vuole bene, Tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene. bene d'amore. La 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 la. Per festeggiare il mio compleanno siamo a Parigi, che felicità! E a Plastigal, sotto i cieli bici, lui vuol sempre stringermi e baciarmi con passione. Ma stai attenta, or ti vuol portare sulla terrazza della Torre La Eiffel. la la la, beh, che vuol dire? Cosa c'è di male se mi porta sulla torre? Ma le voleva bene, Tanto ben, tanto bene, ma le voleva bene, tanto ben, tanto bene, ma le voleva bene. tanto ben, tanto bene. Bene d'amore, La 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 la. bene d'amore.
troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va azzurro, cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, oggi c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va azzurro da da da. Che bellissimo concerto dei ragazzi Sing Over Sound. Ancora un applauso. Bravissimi, bravissimi. Adesso avremo in palco coro Anna di Vittorio Veneto.
Penso
vita nell'amore, perché mime piange il cuore e per sempre piangerà. Quel mazzolin di fiori lo voglio regalare. Che bello e che emozionante sentire il coro Anna di Vittorio Veneto che rappresentando gli alpini, che orgoglio. Loro rappresentano molto bene sia il territorio che la nazione italiana. Adesso però continuiamo con coro Anna, Cordilanna, coro Anna Mesulano. In palco. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare.
sei la stella, tu sei la stella e tu biondina capricciosa garibaldina trullalla. Tu sei la stella di noi solda e le giberne che noi portiamo son portaci che e le giberne che noi portiamo son portaci che di noi solda e tu biondina capricciosa garibaldina trullalla. Tu sei la stella, tu sei la stella e tu biondina capricciosa garibaldina trullalla. Tu sei la stella di noi solda e a mezzanotte la pasta c'è, ma è tutta colla, e a mezzanotte la pasta c'è, ma è tutta colla da cartule e tu biondina capricciosa garibaldina trullalla. Tu sei la stella, tu sei la stella e tu biondina capricciosa garibaldina trullalla. Tu sei la stella di noi solda. Pa 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 pa. E le scarpette che noi portiamo son le barchette, e le scarpette che noi portiamo son le barchette di noi solda. E tu biondina capricciosa garibaldina trullalla. Tu sei la stella, tu sei la stella e tu biondina capricciosa garibaldina trullalla. Tu sei la stella di noi solda. Vissuto insieme
lieve dei, sì, sì, sì. O prepara sulla tovaia, al pan, al vino, al fen, al mus, e con le note me saron dormenza, col suo carezza Nicolò.
segno della croce.
Buon Signore, cosa dire? Che emozione! Veramente per me è stato veramente particolare questa emozione, perché è la prima volta che io assisto così da vicino un coro, principalmente un coro così importante. Sono stati veramente bravissimi. Adesso continueremo con questa emozione chiamando gli sconcertati. Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via.
things first, I must say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, taking my soaking to the masses, rather my poems for the few that look at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from heart, from the vein, taking my message, from the vein, speaking my lesson, from the brain, see the beauty through the pain. You made me a believer, believer, believer. pain, You made me a believer, believer, believer. pain, You made me a believer, believer, believer. Third things first, and I pray to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Ooh, your spirit up above. Ooh, wow, wow, wow. Yeah. I was soaking in the ground, breathing my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ebbing and flowing and leave it to till it broke up and it rained down. It rained down like rain. You made me a believer, Believer, believer. pain, You made me a believer, believer, believer. pain, You made me a believer, believer, believer. Last things last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Ooh, the blood in my veins. Ooh, the blood in my veins. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could be a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure, but I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. We are not what you think we are. We are golden. We are golden. We are not what you think we are. We are golden. We are golden. Teenage dreams in a teenage circus, running around like a clown on purpose. Who gives a damn about the family you come from? No giving up when you're young and you want some. Running around again. Running around again. Oh, waking up in the midday sun, what's to live for? You couldn't see what I've done, staring at emotion in the light of day. I was running from the things that you say. We are not what you think
golden. We are golden. We are not what you think we are. We are golden. We are golden. Teenage dreams in a teenage circus, running around like a clown on purpose. Who gives a damn about the family you come from? No giving up when you're young and you want some. Running around again. Running around again. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, you shoot me down, but
mama gaga, oh la la, what's your bad romance? E davvero quanta emozione questa sera, davvero tanti complimenti a tutti i coristi. Quanta emozione questa sera e davvero tanti complimenti a tutti i coristi per le loro splendide esibizioni. Ora però ho il piacere di invitare sul palco l'assessore della cultura Enrico Padoan. Muita emoção esta noite, muitos parabéns a todos os coristas pelas suas magníficas apresentações. Tenho aqui no palco agora o secretário da Cultura, Enrico Padoan. E ainda não acabamos com surpresas. Não abbiamo ancora finito con le sorprese. Nostro secretário, come si dice in Brasile, della Cultura, parla portoghese, che sorpresa, per me è una sorpresa. Perciò la mia parte di tradurre le sue parole farà lui. Speriamo che si capisca, che capiscano. Buonasera a tutti e a tutte. Desidero rivolgere anche io un caloroso saluto e un sentito ringraziamento a ciascuno di voi. Come ha ricordato la sindaca, sono state numerose le iniziative pensate per festeggiare insieme ai nostri fratelli di Criciúma. Vorrei quindi esprimere la mia gratitudine agli uffici comunali e a tutte le persone che con dedizione e impegno hanno contribuito alla riuscita di questi appuntamenti. Un ringraziamento particolare va alle associazioni e ai molti amici che abbiamo incontrato lungo questo percorso per il loro sostegno e il loro entusiasmo. Ora è arrivato il momento di condividere con Criciúma un video che raccoglie le emozioni e i ricordi di questi mesi. Non eravate qui fisicamente, ma in ogni passo, in ogni istante siete stati con noi e continuerete ad esserci. Boa noite a todos e a todas. Também quero dirigir a vocês uma calorosa saudação e um sincero agradecimento a cada de vocês. Como lembrou a prefeita, foram muitas as iniciativas planejadas para celebrarmos juntos com nossos irmãos de Criciúma. Gostaria, portanto, de expressar minha gratidão aos departamentos municipais e a todas as pessoas que, com dedicação e empenho, contribuíram para o sucesso destes encontros. Um agradecimento especial vai para as associações e para os muitos amigos que encontramos ao longo deste percurso pelo apoio e entusiasmo. Agora chegou o momento de compartilhar com Criciúma um vídeo que reúne as emoções e memórias destes meses. Vocês não estavam aqui fisicamente, mas a cada passo, a cada instante, vocês estiveram conosco e continuarão a estar. Cari amici e care amiche di Criciúma, un saluto da Mirella Bagliana, sindaca di Vittorio Veneto, vostra città gemea. In occasione del 100° anniversario della vostra municipalità, fondata anche con il contributo di tantissimi emigranti da Vittorio Veneto e le aree vicine, abbiamo voluto creare tante occasioni di ricordo, conoscenza e riflessione. Una mostra che ricorda le sfide dell'emigrazione veneta in Brasile, conferenze sulle migrazioni di ieri e di oggi,
una serata musicale dedicata alle tradizioni comuni, inclusa l'attenzione al mondo della coralità. Il gemellaggio con Criciúma è e sarà sempre più per noi motivo di orgoglio, crescita e amicizia. Speriamo che il nostro omaggio vi sia gradito. Grazie per pensarne sempre, vi vogliamo bene, cari nostri fratelli irmãos. Che bella emozione vedere questo video della tua presentazione qua delle storie di Vittorio Veneto e di questa unione di gemellaggio con Criciúma. Ora ritorniamo al palco, la sindaca e il segretario della cultura. Bene, allora continuiamo. A me viene da guardare, saluto perché così mi vedono, chissà che, un saluto, eccoci qua, benissimo. Ecco Federico, sì, guardo qua, eccoci qua. Bene, allora noi adesso vorremmo in via così virtuale fare un omaggio e lo consegniamo a Iginio. Vero Alessandra? Chi è che lo riceve? Sì? Igino, se vuoi venire qui con noi. Allora, Igino è un nostro... Di che comune sei? Di che città sei? Dimmi. Casale sul Sile, però insomma è un nostro amico veneto che viaggia spesso in Criciúma, ok? Allora, Igino, di 2 parole sul tuo rapporto con Criciúma, giusto così? È sempre complicato parlare delle cose che non sono dirette. Io frequento quella zona della Repubblica di Santa Caterina, dello Stato di Santa Caterina, della Repubblica Federale del Brasile, e sono una decina d'anni che li frequento, prima perché avevo dei parenti e poi ho conosciuto questa città, non solo questa città, tutta l'enclave italiana in quella zona, e dove c'è Urussanga, è stata la prima, poi c'è Nuova Treviso, Nuova Venezia, tutta una serie di paesi, compresa Criciúma. E ho conosciuto il gruppo e siccome sono stato la settimana scorsa, un paio di settimane, mi hanno dato un presente da consegnare alla nostra amata sindaca. E con l'occasione ritiro anche quello, ma poi penseranno loro a farla avere. Ecco. Benissimo.
Sì, era vero questo. Allora, praticamente lui fa da ambasciatore, no? Ok, quindi ambasciatore ufficiale per la città di Vittorio Veneto. Ok, questa è la targa che ci regalano, grazie. Grazie. Ok. Sì, grazie. Perfetto, grazie. Perfetto. In portoghese, Cristina, vuoi leggere la targa in portoghese? Perché io... vuoi leggerla tu? Ecco, sì, grazie. Em celebração aos 25 anos de gemelagem entre Criciúma e Vitório Veneto. Reafirmamos e enaltecemos o vínculo de amizade, cooperação e irmandade que, ao longo de 2 décadas e meia, consolidaram a união entre nossas cidades, fortalecendo um legado de respeito mútuo. Laços que desejamos aprofundar e intensificar nos próximos anos. Essa homenagem do município de Criciúma, no ano de centenário de emancipação política administrativa, 1925 a 2025. Firmam Wagner Spíndola Rodrigues, prefeito de Criciúma, Salésio Lima, vice-prefeito, Cristiane Macari Uliana Zappellini, presidente da Fundação Cultural de Criciúma. Allora, questo è un dono che facciamo alla città di Criciúma, è un'opera di Luigi Marcon, incisore e pittore di Vittorio Veneto. Il titolo è Le Filande, e come forse a Criciúma non lo sanno, ma sicuramente i loro nonni, i loro avi avranno conosciuto le filande di Vittorio Veneto, dove appunto i nostri avi, i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno consumato tante socque per andare a lavorare in filanda, hanno consumato le loro mani per la coltivazione del bacco da seta, e qui dentro insomma sono passate tante forze, tanta forza lavoro, tanta passione, tante sofferenze, e hanno contribuito però allo sviluppo della nostra città, e quindi è questo l'omaggio che vogliamo mandare, e sicuramente sarà un bel ricordo. Spero che sia un bel ricordo per tutti i nostri amici e fratelli di Criciúma. Ecco. Grazie. Le parole da nossa síndica Mirella. Queridos amigos de Criciúma, esta noite queremos lhes fazer uma homenagem especial que lhes entregamos de forma virtual. Trata-se de uma obra de Luigi Marcon, refinado, gravador e pintor de Vittorio Veneto, artista de destaque internacional. A obra intitulada De Filande retrata um dos mais antigos e importantes complexos industriais de Vittorio Veneto, hoje transformado em museu. A criação de bichos da seda e o trabalho na filanda marcaram, por muito tempo, nossa economia e nossa identidade, deixando um legado histórico e social que esta gravura transmite com grande sensibilidade. Sì, allora siamo quasi ai saluti finali, però prima io desidero ringraziare naturalmente le autorità e tutti i cittadini di Criciúma per l'omaggio che ci avete fatto arrivare. Spero che altrettanto sia apprezzato quello che vi mandiamo noi, e possiamo, Cristina, passare a invitare gli ultimi ospiti.
Sì, o devi tradurre anche questo? Tradurre e chiamare lui. Desideriamo ringraziare le autorità e tutti i cittadini, tutti i cittadini di Criciúma per l'omaggio che nos inviaram attraverso do amigo Igino. La serata non si svolge, sta si svolgendo in conclusione e lascia a parola amici di Criciúma. A noite está chegando ao fim, agora passo a palavra aos amigos di Criciúma para as saudações finais. Allora, io prima dei saluti finali vorrei avere qui sul palco con me innanzitutto la rappresentanza della provincia di Treviso, l'avvocato Olga Rilampa, prego avvocato, e assieme a me anche il presidente dell'Associazione Trevisani nel Mondo, Franco Conte. Franco, grazie. E vorrei anche salutare in sala, ho visto il presidente degli Alpini della sezione Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, e perdonatemi un ringraziamento anche a Enrico Masette della Confartigianato che è qui presente con noi, sempre presente. Grazie Enrico. Allora, io lascerei all'avvocato 2 parole, giusto perché voglio dire, nella provincia di Treviso, insomma, tutte le nostre città, i nostri paesi hanno veneti, insomma, al di là, oltreoceano, in tutto il mondo, quindi la provincia di Treviso forse è la più rappresentata nel mondo, forse insieme alla provincia di Belluno. Grazie per l'invito, buonasera a tutti, salutiamo i nostri amici di Criciúma e un saluto che viene appunto dalla provincia, dal presidente Stefano Marcone e da tutto il consiglio provinciale. È un'emozione perché effettivamente la condividiamo con amici oltre confine, oltre oceano. E quindi grazie a tutte le associazioni che hanno voluto condividere questa esperienza qui con noi e siamo un territorio con identità e possiamo dire che siamo un popolo, perché effettivamente abbiamo visto anche una bandiera e è quella la nostra identità, queste sono le nostre radici, siamo testimoni di della nostra radice, della nostra esistenza. Ecco, questo è quello che ci possiamo portare a casa questa sera e ringraziamo anche soprattutto per il grande coinvolgimento, la grande empatia che si è creata questa sera su questo palco tra Alpini e altre associazioni e i cantanti che qui ci hanno deliziati. Grazie. Prego Franco, Presidente. Grazie, buonasera a tutti, ai presenti, ma soprattutto a chi ci sta seguendo da lontano, gli amici di Criciúma. Ho riconosciuto tra i presenti alcune persone che ho incontrato proprio a febbraio di quest'anno e che mi avevano rivolto molte raccomandazioni di portare avanti questa idea e di riproporla al Comune di Vittorio Veneto, perché c'era stato un momento di interruzione legato anche alla vicenda del Covid che abbiamo avuto nel 2020. C'era tanta volontà di riprendere questi contatti, vivendo il gemellaggio sotto un aspetto anche non solo del sentimentalismo, il legame che c'è tra i discendenti degli immigranti che hanno loro parenti in questa terra trevisana, ma anche vivendolo come possibilità di sviluppo, di collaborazione, di rapporti culturali, commerciali, turistici tra le due comunità di Criciúma e di Vittorio Veneto. Credo sia un modo importante questo di vivere questo gemellaggio, perché va al di là del puro sentimentalismo, perché sappiamo che i sentimenti col passare del tempo si affievoliscono, però se si creano nuovi rapporti, questi dureranno nel tempo anche in futuro. Tra tutti voglio salutare Franco Gentili, che è il presidentissimo degli Alpini di Criciúma, lo si riconosce là in prima fila, ecco, è un po' un'anima di questo gemellaggio. E oltre a lui avevo incontrato appunto tante altre persone, il sindaco precedente, il console onorario di quel territorio, i rappresentanti del consiglio comunale. Ecco, c'è una forte volontà che questo legame diventi duraturo nel tempo e possa portare, soprattutto per la componente dei giovani di Vittorio Veneto e di Criciúma, nuove opportunità di conoscenza, di amicizia e di rapporti duraturi nel tempo.
Grazie Franco. Guardo sempre Cristina. Cristina, noi possiamo andare con i saluti finali o sì? Dimmi tu cosa dobbiamo fare ancora? Chiedendo al Brasile se vogliono salutarci anche loro. Ah, ok, va bene, se vogliono salutarci, se no prima loro e poi noi allora. Ok. Então, muito obrigada, cidade de Vitório Vêneto, pelas apresentações, pelo presente. Então, convidamos agora a presidente da Fundação Cultural de Criciúma e vice-presidente da Comissão do Centenário de Emancipação Político-Administrativa da cidade, Cristiane Uliana Zappellini, para fazer a saudação final desta solenidade. Que tarde maravilhosa. Que emoção, gente. Que emoção. E mais ainda, olhar um pouquinho a tecnologia, né? Eu fiquei pensando, como é que pode tudo isso, né? Deixa a gente encantado. Além do encanto do coral, né? Dos corais, também a tecnologia. Como que a gente consegue fazer isso, né? Que Deus abençoe aí, né? O pessoal da parte técnica. Eu queria agora fazer um agradecimento especial à minha equipe. Célia Topanotti, pode levantar. O Fábio Rampinelli, que ajudou bastante, Gregory aqui atrás, Marcelo, Estúdio 17, Cine Brasil. Uma saudação, uma salva de palmas para eles, porque sem eles nós não estaríamos aqui hoje. Agradecer a todas as associações, Alpinos, Belunese e Bergamasco, Circo Bergamasco, e tem mais alguém de Nova Veneza, quem é? Os peregrinos, gente. Uma saudação a vocês, muito obrigada. Agora a gente vai olhar um pouquinho lá para o outro lado. Itália, Brasil, Itália, Criciúma, Vitório Vêneto. Que essa amizade continue, Mirella, síndica. E também o Henrico. O Henrico falou português, só que eu não consigo falar italiano, não. Só que eu fiquei lembrando de um fato histórico aqui, quando nós estávamos escutando os corais. Lá na década de 1930, na época do Vargas, Getúlio Vargas, ele fez a nacionalização do ensino. E ele proibiu os professores de falarem italiano. E foi naquele momento que aconteceu o rompimento histórico. Porque se não tivesse essa proibição, gentil, nós estaríamos até hoje falando italiano e português. Então, foi um fato histórico, lá em 1930, com a nacionalização do ensino, através da educação, que a gente teve esse rompimento desse elo de ligação. Mas que, daqui para frente, a gente consiga fazer mais, muito mais ações, para que realmente a gente olhe um pouquinho a cultura, e não só a cultura, mas também os laços econômicos, todas as áreas. Então, colocamos à disposição da Itália, de Vitório Vêneto. Criciúma abraça a cidade de vocês e hoje nós nos sentimos muito abraçados. Foi uma tarde espetacular e uma noite espetacular para vocês. Então, que venham outros e outros eventos e outras ações culturais, econômicas. Deixo aqui um forte abraço do nosso prefeito Wagner. Ele não pôde estar aqui, mas no vídeo ele deixou todo o seu carinho para com a cidade de Criciúma e com vocês. Então, um forte abraço e que Deus nos abençoe. In poche parole, l'assessore di cultura di Criciúma ringrazia tutti voi presenti, al collegamento, a tutti i coristi, ringrazia tanto a Mirella, la nostra sindaca, ringrazia tutti quelli che hanno partecipato a questa occasione meravigliosa e a loro dispiace tanto che all'epoca del passato hanno proibito la lingua italiana nel territorio, perché certo che erano una storia di immigrazione, ma comunque una cultura lì in Brasile, loro dovevano comunque imparare la loro lingua e faceva difficoltà essere bilingue all'epoca. E a quello dispiace perché oggi non riuscivano a comunicare come vorrebbero, ma comunque spera che questo non sia di ostacolo per continuare questa unione.
Grazie Cristina, faccio gli ultimi saluti finali. Abbiamo capito che dobbiamo imparare il portoghese oppure è loro l'italiano o il dialetto, riparlarlo nuovamente, ecco che sarebbe più facile per tutti noi, ma ci impegneremo magari a farlo online così. Io voglio veramente ringraziarvi per essere qui presenti, voglio anche dedicare questa serata appunto a tutti i nostri emigranti, insomma a tutti coloro che sono partiti con la valigia in mano, con tante sofferenze nel secolo scorso, insomma in ogni famiglia nostra c'è un emigrante, ci sono familiari e quindi che sono andati in tutto il mondo, che sono andati a Criciúma, che sono andati in tutto il Brasile e a loro va il nostro ricordo, il nostro pensiero assolutamente. Voglio ringraziare soprattutto i cori questa sera perché anche loro hanno dimostrato questa vicinanza, no? Ai fratelli brasiliani e in generale al tema dell'emigrazione. Io penso che questo diceva poc'anzi Franco, questi valori, questa storia serve, è da recuperare, è da far propria, è da portare avanti giorno per giorno, tramandarla alle nuove generazioni e noi ci impegneremo a fare questo assieme all'Associazione Trevigiani nel mondo e i Bellunesi nel mondo. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie. Chiudiamo la serata con queste belle parole da nostra sindaca. Un saluto finale e anche ao Brasil. Salutamos e com a conclusão dessas palavras lindas da nossa síndica Mirella Pereira. Italiana. Ciao. Que esta celebração, então, renove os laços de fraternidade entre Criciúma e Vitório Vêneto. Fortaleça parcerias futuras e inspire as próximas gerações a manter viva a história que nos une. Obrigada a todos que prestigiaram esta solenidade.